Per i padroni di casa con Bertotto, palla che arriva nella zona di Cozza, palla dentro, Corallo la allontana, di testa ancora insiste la squadra di casa, lo vedete con grande cante della squadra, nei numeri ci sono 7 gol per lui, 4 invece di Paolucci, sono i due attaccanti migliori, anche se forse l'attaccante più in forma, Soncin. Dimenticato Giovanni di dire che oggi è una giornata, attenzione, Maccarone, c'è la chiusura di Corallo, molto bravo, poi è costretto ad uscire, poi all'indietro per Molinaro, la conclusione fuori gioco di Cozza, vanificata l'azione della squadra di casa, pallone viene recuperato da Elefteropoulos, fuori gioco abbastanza netto, come può queste le sue società. Brevi per Cozza, protagonista del pareggio sul campo di Rimini neutro nella gara giocata contro la pressione di Bjelanovic, costretto Vergassola all'indietro, Rinaudo lungo dove però Maccarone, pur essendo in ritardo, va via bene a Lombardi che ha sbagliato. Maccarone alza la testa, mette dentro, viene deviato da Corallo il pallone in calcio d'angolo, ancora una buona opportunità, stavolta Maccarone se l'è guadagnata, alla fine tiro dalla bandierina. bella cosa, bella aggressività, mentalità giusta da parte di Maccarone. Certo Lombardi si è addormentata sul pallone, era nettamente in vantaggio, ha fatto di tutto. Pantanelli del Catania ha compiuto una prodezza proprio sul colpo di testa di Brevi, che è stato oltreggiare. Maccarone alza la testa, vede l'inserimento di Bertotto ed esce Elefteropoulos a recuperare palla per evitare che l'ex alla meglio, poi però il ritorno di Antonini è efficace. Bertotto allunga in avanti dove Corallo anticipa tutti, Foglio scendo col passare dei minuti, sbaglia Foglio, un pallone non difficilissimo, allora riparte, ma Corallo è bravissimo a sua volta. Budiansky In una grandissima giornata per adesso. Un ottimo intervento di Corallo ad allontanare il pallone, che resta a disimpegnarsi, esce Melara, recupera Brevi, Antonini ancora, seguiamo l'azione, torniamo a bordo campo, ancora un anticipo di Corallo. Molinaro tiene palla, si accentra, poi va a cercare l'imbeccata con Maccarone, deviazione e calcio d'angolo per il Siena. No, dicevi prima dell'Ascoli, ma dell'Ascoli direi che stanno facendo molto bene tutti, perché i due davanti stanno facendo un lavoro impressionante, la difesa molto attenta, a parte qualche... Il cross in mezzo intanto, allontana di testa sempre Corallo, poi Paolucci in avanti per l'azione, palla giocata da Molinaro su Maccarone, arriva in chiusura Corallo, Maccarone sono in 3 addirittura, vanno a disturbarlo alla fine, all'incitamento in questa fase di difficoltà. Ora il pallone lungo recuperato dal solito Corallo, poi è Foglio, cresciuto il nervosismo, la vittoria che manca da tanto, questa mancanza di risultati. Maccarone, gran controllo, poi lo scarico per Chiesa, Corallo è bravo ma anche fortunato, c'è logicamente una certa tensione, qui rivediamo il movimento di Maccarone precedente, palla lunga, decisivo nella gara giocata a Rimini col Catania, ha avuto impatto significativo, pallone di testa, poi se lo ritrova fra i piedi, poi costretto ad arretrare, l'appoggio su Corallo che calcia lungo, Paolucci esce dal fuorigioco, c'è l'inserimento di Ficata per Bertotto lungo, ma non arriva Cozza, arriva il solito Corallo a recuperare. Ora in avanti l'intervento proprio di Pesce. Sì, tutti bene nell'Ascoli, Pesce e Elefteropoulos un attimino sopra gli altri, ma tutti molto bravi. Grande palla di Chiesa intanto in area, la chiusura di Corallo che è stato fin qui veramente brillante, anche lui pronto indubbiamente. Lombardi, poi Chiesa che rimette in mezzo il pallone, Cozza non controlla, qui Elefteropoulos aveva accennato un'uscita, poi non ha proseguito nella sua azione, che riparte sempre dal portiere greco che va al calcio lungo, zona tiro, preferisce l'appoggio invece all'interno dell'area di rigore, poi palla riproposta in avanti, Chiesa in mezzo, dal coordinamento Stefano Gentili ci informa che Foglio e Lombardi sugli esterni, ancora la giocata di Eremenko, può andare Antonini, lascia alla finlandese, palla nel spazio per Maccarone, cerca l'inserimento, era impossibile arrivare da quella. Adesso Vergassola cerca in area di rigore, Maccarone, si gira Maccarone in area, nello spazio stretto, va a terra, non c'è fallo, può calciare via Corallo il pallone, Paolucci, saltano in due ma quasi perdono il pallone i giocatori di Beretta, poi in avanti ancora Corallo che ha giocato una gran partita anche lui, Vastola, ci prova Vergassola, palla scaraventata in avanti, la palla che sfila, Portanova, l'uscita di Elefteropoulos e poi Corallo
salva tutto proprio allo scoccare del quarto minuto. Finisce qui, l'Ascoli vince 1-0 a Siena, grande gioia per i giocatori di Sonegro.